Ben ritrovati, oggi è domenica 3 aprile, tra l'altro è la festa della patria del Friuli. Salutiamo noi il Friuli inteso come piccola patria, insomma, no? Anche se per la verità a Pordenone si sente è un po' ibrido, no? O sbaglio, professore? No, lei insegna all'Università di Udine. Sì, no, beh, sono anche interessato a queste questioni. No, diciamo che noi siamo un po'... Ma Pordenone ha avuto anche una storia un po' avuto diversa. la Serenissima, l'Austria, e quindi certo, però adesso che siamo purtroppo in guerra si può ricordare che... Guglielmo Cevolin è il nostro, insomma, esperto di geopolitica, limes, storia, ed è da qualche settimana, insomma, un momento fisso della domenica per fare un po' il resoconto. Oggi siamo giunti al 39esimo giorno di guerra, sembra ieri, 39 giorni di guerra, di distruzione, di morti, di profughi, una cosa che mai mi sarei immaginato di vedere nel 2022. Prego. Ecco, dicevamo che la patria del Friuli, per esempio, è un punto di riferimento che non spaventa nessuno in Europa, e sarebbe un qualcosa che ai confini del nord-est del nostro paese mette d'accordo la Slovenia, mette d'accordo un po' territori della Carinzia. Però, mi scusi, quindi... c'erano... Un momento, perché lei... c'erano poi tra di loro... apro una parentesi, no? Perché poi parleremo ovviamente di guerra, ma dico, apro una parentesi. La Catalogna rispetto alla Spagna sono autonomisti al 1000 per 1000, no? Sì, qui diciamo, il Friuli, è diverso. La bandiera, quella della regione, è azzurra. Dicono che sia l'aquila, non è un'aquila, è un altro animale, no? C'è una... Il grifone. Bravo, c'è il grifone. Però c'è la bandiera di guerra anche, no? Che è rossa. Quella rossa. Ecco. Però diciamoci anche la verità, che gli autonomisti qui in Friuli Venezia Giulia non hanno mai trovato la loro unitarietà, non hanno mai portato avanti diciamo il movimento Friuli, sì, però ecco, c'è un'altra... Mille rivoli, dai! C'è mille rivoli, però c'è anche un'altra spiegazione che la dava Pierpaolo Pasolini, cioè diceva che comunque chi si mette in questa regione contro queste robe qua non ha vita lunga, nel senso che non rappresenta completamente la regione, ed è vero questo. E poi comunque noi dobbiamo sempre tenere presente che il friulano è comunque anche alpino, e quindi è per l'Italia la regione nell'autonomia. D'accordo, sono d'accordissimo, però dico, la regione comunque, è inutile che ce lo nascondiamo, è divisa in, è divisa in tre parti. Oggi a maggior ragione, cioè, però... Trieste. Ma Trieste ha un progetto... Trieste e Gorizia non si sentono per nulla friulani, no? E viceversa i friulani non si sentono per nulla triestini, la situazione è questa. Ha un progetto... Noi siamo alle spalle, siamo lì. Trieste ha un progetto di sviluppo anche a lungo periodo, e questo purtroppo manca al Friuli. È una città metropolitana. Manca al Friuli, ma città metropolitana, tutto, porto internazionale. Un retroporto che siamo noi, sì, insomma, è tutto. Ecco, noi abbiamo l'alternativa di essere quello che comunque fisicamente siamo, anche cioè anche il se retroporto. Non abbiamo mai espresso un presidente da quando è stata fondata la regione Friuli Venezia Giulia. Si sono sempre divisi i compiti Trieste e Udine. Ma no, c'era la spartizione, il presidente della giunta friulano sì, e il presidente del consiglio triestino. E noi eravamo sempre messi... Pordenone, diciamo che possiamo dire così, un treno è stato perso con Bolzonello candidato. Vabbè, ma lì potremmo dire che qualcuno, insomma, ha fatto il passo indietro e ha preferito andare a Roma, perché sapeva benissimo che ha perso qua, quando anche nelle elezioni, quando ha fatto era candidata, no, la Serracchiani, quella che si è confrontata con, ma cosa sto dicendo? Con un Carnico a Trieste, e le ha prese anche, quindi allora, cioè, a Trieste comunque avrebbe Carnico, perso la Serracchiani, sì, quindi aveva preferito andare a Roma, e anche andando a Roma l'ha preso il treno al volo, perché altrimenti no. Con il recupero diciamo che è stata una vittima sacrificale Bolzonello. Sì, no, però ecco, è stato un candidato della provincia di Pordenone. Il candidato, adesso non voglio sbagliare. Esatto, bravo. Per dire, beh, non ce l'hai fatta,
Beh, però anche Bolsonaro, Onore delle armi a Bolsonaro, quando si è candidato, quando si è candidato sindaco la prima volta, non è che era il favorito. No, anzi, no, allora, La prima diciamo che volta. la prima volta il vento era quello del centrodestra che soffiava Eh. come la Bora a Trieste, Anche lì ha avuto... e lui riuscì a vincere alla grande come la seconda volta. Ricordiamo per esempio un altro caso simile, De Anna alla provincia. Anche. Cioè a volte ti mettono lì per perdere e invece vinci. Però c'è stato qualche altro che quell'anno in cui c'erano le amministrative e le politiche assieme, le politiche videro il centrodestra vincere alla grande, mentre il candidato o la candidata a sindaco, fate voi, prese una sonora bastonata a Pordenone. Ma questa E invece, comunque la patria del Friuli è questa. Fra poco ci saranno elezioni con almeno 3, mi pare, grandi comuni al voto. Il 12 giugno. Sì, però ci saranno, le previsioni sono di una bassa affluenza al voto. Difatti Berlusconi è quello che dice facciamo sì che si voti anche il lunedì, perché si vota in una sola giornata, essendo il 12 la data per i 5 referendum e per le elezioni amministrative. Ma però diciamocela tutta, caro professore, se i cittadini si allontanano dalla politica, vuol dire che anche la politica e i politici non hanno capito i cittadini, mi scusi. Sì, perché abbiamo... le ultime situazioni che abbiamo visto in questo paese sono tristissime, io lo dico subito e ritorno con la guerra. Il discorso della NATO, no? Che l'Italia firma il documento per dire sì, paghiamo anche noi il 2%, poi c'è la baruffa tra i 5 Stelle che votano la Camera, però al Senato e qua e là dimostrano che il paese non è serio dal punto di vista politico, non è serio. Allora c'è il compromesso, allora c'è come sempre andiamo al 2028, ma gli altri paesi dicono ma chi siete? Ne abbiamo parlato di queste cose venerdì al teatro, al ridotto del Teatro Verdi con Ilvo Diamanti, sì. È un'iniziativa che abbiamo lanciato qui qualche giorno fa ed è andata molto bene. Venerdì Ilvo Diamanti ha spiegato come delle cose un po' strane su come pensano gli italiani. Per esempio che incredibilmente, allora i partiti sono all'ultimo come attenzione da parte dell'opinione pubblica e incredibilmente poi cioè la NATO ha un certo consenso in Europa, ma ne ha di più l'Unione Europea, cioè tutti gli europei e in particolare gli italiani si sentono in questo periodo, ma stiamo parlando di sondaggi di marzo, stiamo parlando di sondaggi di marzo, si sentono più vicini all'Europa anche perché, come dire, con la guerra c'è una paura di restare soli, cioè almeno insieme all'Europa ci si sente un pochino più forti. E queste sono le misurazioni di Ilvo Diamanti che con i suoi centri di ricerca ci tiene informati di come cambia l'opinione pubblica nel nostro paese e anche in Europa. È stata una serata molto interessante, era l'8ª lezione del corso di geopolitica e per ritornare, e chiudo, alla festa del Friuli invece la settimana che viene, l'8 di aprile, Istoria a Udine al Salone del Popolo ospiterà catalani, valenziani e anche la minoranza slovena e anche una minoranza ucraina per parlare proprio della sovranità europea e dei popoli che sono all'interno e che non sempre sono valorizzati. Vi invito, lo dico perché il 4 aprile, domani, 4 aprile, ci sarà, diciamo, in libreria Stalingrado, nella traduzione col Corriere della Sera, cos'è? No, proprio, sarà nelle librerie italiane il 4 aprile atteso Stalingrado di Vasily Grossman, nella prima traduzione italiana di Claudia Zanghetti per Adelphi. Ucraino di famiglia ebraica, nato a Berdichiv nel 1905 e morto a Mosca nel 1964. Grossman, l'autore di Vita e Destino, è stato definito il Tolstoi dell'Unione Sovietica. Romanzo sconfinato di 884 pagine, Stalingrado, a cura di Roberto
Chandler e Yuri Bit Yuan, con 3 cartine in bianco e nero, ci fa respirare l'aria delle grandi epopee. In copertina un soldato vittorioso dell'Armata Rossa sventola la bandiera sovietica sulle rovine di Stalingrado, in una foto attribuita da Georgi Zelman. Pensate che questo libro per la prima volta è stato pubblicato in russo, a puntate, su Novy Mir nel 1952. Quindi questo lo dico perché la mia domanda è questa: ma l'Europa, al di là della finanza, sa cosa hanno detto il Cremlino ieri? Ha detto: quando gli europei, leggo testualmente, si riprenderanno dalla sbornia da Bourbon americano e realizzeranno finalmente che dovranno prendersi cura del futuro del nostro continente, attenti, del nostro continente, dice il Cremlino, Europa o anche Eurasia, quindi per la prima volta dicono Europa o Eurasia, non so, staremo a vedere, sembra che dicano, staremo a vedere. Ebbene, allora arriverà il momento di rivedere i nostri rapporti e arrivare al dialogo, ma ciò non accadrà in una prospettiva di breve periodo. A dirlo chi è? Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista citata da Interfax, sottolineando di fatto che il dialogo fra Russia ed Europa potrà essere ripristinato, ma ci vorrà del tempo. Sì, diciamo, allora qui c'è sotto il ragionamento sull'Eurasia, che è un ragionamento ricorrente della Russia e che è un ragionamento anche che in Europa è stato affrontato da tanti autori, non ultimo anche Carl Schmitt, e cioè il fatto che il ragionamento, che questo è un ragionamento tipicamente geopolitico, che chi controlla il continente euroasiatico, che poi è la gran parte del mondo, controlla il mondo. In realtà questo ragionamento si oppone, che è un ragionamento da potenze terrestri, si oppone invece, come in Carl Schmitt, terra e mare, alle potenze marittime che invece hanno nella capacità di girare, di avere una forza in ogni mare e così via, come il Regno Unito, come gli Stati Uniti, e quindi le potenze marittime, e quindi c'è dietro questo ragionamento. Ma il ragionamento prevede una naturale, con il concetto di Eurasia, unione tra l'Europa e la Russia, che poi arriva fino all'Asia, e quindi ecco, questo è un ragionamento geopolitico, ma è un ragionamento geopolitico un pochino, probabilmente un pochino datato, cioè è di quelle visioni imperiali anche della Russia che vediamo ogni tanto venire fuori da pensatori quali Dugin e altri che adesso sono alla ribalta piano piano, che stiamo anche studiando per comprendere l'altro da sé, con la proposta di un mondo però che non è quello attuale, perché per esempio dell'Europa la cosa che emerge oggi forse è una coesione e la capacità dell'Europa di fare delle sanzioni che alla Russia fanno male, sì, fanno male anche a noi. D'accordo, fanno male alla Russia, ma fanno male forse più a noi che alla Russia. La Russia la mette all'angolo, però noi, parlo d'Italia, sì, non sto parlando dell'Inghilterra che si rifornisce del 3% dal gas russo, e quindi, o la Francia che ha le centrali nucleari, ma Germania e Italia. E quando dice l'altro ieri la Russia, anche con il grano, attenzione perché da oggi è terminata la raccolta, la gente incomincia a vedere che l'inflazione sale vorticosamente, prezzi oggi sono più 15-20%. E sì, allora sotto cute questa guerra all'italiano non è che piaccia molto. Ecco, poi c'è anche qui da riflettere sul ragionamento economico, cioè che non è da poco. Il ragionamento economico non è da poco, però il problema è questo molto premente: i russi sono disposti a fare sacrifici per la grandezza del loro paese. Chiaro che ci sono delle fratture interne probabilmente e così via, però il discorso è che da questa guerra sta emergendo che più importante è la politica dell'economia. Vediamo la Cina, lo si vede con la Cina. La Cina sta premendo assieme alla Turchia. La Cina
che avrebbe un interscambio commerciale più con l'Europa e con gli Stati Uniti che con la Russia. Alla fin fine con la Russia, vabbè, l'energia gli è utile, però l'interscambio commerciale che c'è tra Cina e Russia non è che potrebbe, insomma, mentre... Ma sta premendo però la Cina sulla Russia con la Turchia. È Sì. equidistante, dice lei? Io dico di no, è più vicina alla Russia. È più vicina alla Russia, ovvio, è più vicina alla Russia. Ovvio, ha più relazioni. Ecco, questo volevo dire. Ha più relazioni, però perché anche? Perché la Russia, prima o dopo, se non sta attenta, rischia di diventare un boccone appetibile per la vicina Cina. C'è questo elemento qui, ma la Cina legge anche l'attacco della Russia Nostradamus vede nell'Oriente, insomma, una tigre che piano piano si prende poi il mondo. Questo sì, però la Cina pensa anche a Taiwan, cioè il caso dell'Ucraina è... Allora, se prende Taiwan scoppia la terza guerra mondiale, su questo non si piove, perché Taiwan è il cuore della tecnologia mondiale. Però la Cina non vuole rinunciare a Taiwan se la ritiene una cosa sua, e in parte di diritto avrebbe anche ragione per certi versi. No, ma io sono... Anche se anche qui non aprissimo il caso invece dell'autodeterminazione dei popoli e di cose di questo tipo, che però valgono, sappiamo, valgono se si hanno le potenze dietro. Io gliel'ho già detto e lo torno a dire, mi spiace dirlo. Allora, se il Donbass, se la Crimea fanno un referendum e vincono quelli che dicono noi siamo con la Russia, vogliamo che la Russia sia la nostra patria, scoppia l'inferno. Se il Kosovo fa un referendum per l'autodeterminazione e dicono vogliamo stare con l'Occidente o vogliamo ma il Kosovo già ce l'ha fatta proprio perché ha gli Stati Uniti. No, gli Stati Uniti sono i primi che hanno riconosciuto sì, proprio il per questo. Ma perché chi sta con gli Stati Uniti, chi sta con una superpotenza ce la fa più facilmente. Dipende da chi è e chi è. Però questo non mette all'angolo il fatto che qui c'è un aggressore e un aggredito, punto. Questo sì, e tra l'altro anche c'è stato... è un aggredito. Allora io capisco se magari nella maleficazione idealista voleva andare nel Donbass a occupare il Donbass con le armi. Ma qui sta mettendo a ferro e fuoco un paese. Sì, questo è sicuramente... Scusi, Tra l'altro sta perdendo anche tutti i suoi obiettivi in realtà. Perché... Ecco, lì non so se lo fa perché perde veramente o se forse ha capito che non gli conviene addentrarsi tanto nella terra ucraina perché sa comunque che perderebbe uomini, perderebbe mezzi, sa che l'Occidente finanzia con armi e quant'altro e armi tecnologicamente avanzate gli ucraini che conoscono il terreno, possono nascondersi e lanciare il missile, e non è stupido Putin. Ma questo siamo in contatto con i militari, tra l'altro aggiungo che con il generale Barduani, che è il capo di gabinetto del Comitato Militare dell'Unione Europea, che è l'altra realtà che c'è a Bruxelles, oltre alla NATO c'è anche il Comitato Militare dell'Unione Europea che sta facendo delle cose. Cioè, che cosa sta facendo adesso, tra l'altro? In questo periodo sta cercando di far consegnare le armi effettivamente all'Ucraina, cioè che arrivino. Sì, perché devono arrivare là. Perché, no, ecco, però lo stanno riuscendo a realizzare. Questo mi diceva il comandante Barduani. Che non devono farsi vedere però. Chiaro, perché entrano in guerra immediatamente. Ecco. Questo è il punto, è anche questo, ha capito? Ci sono questi elementi che però non, il tema della Russia che faccia finta di perdere. In realtà sta cercando di raccattare aiuti in ogni parte, a parte i ceceni, ma che già la Bielorussia. In Siria corre voce che stia reclutando, cioè sta cercando di reclutare, perché alla fine ci vogliono, se si vuole andare avanti in questa guerra,
nuove forze. Sta reclutando anche da fuori. Sta reclutando dalla Georgia altri militari, insomma, 19 anni, 20 anni, sta reclutando i terroristi palestinesi di Hezbollah, insomma, tutta una serie di situazioni incredibili. Va alla ricerca. E invece, dall'altro lato, c'hanno i contractor anche loro che arrivano dal Canada. C'è l'Ucraina, che anche gli italiani, perché sono di qua e di là anche qualche combattente italiano, ma l'Ucraina, come si diceva, difende il suo territorio con eroismo, perché bisogna dirlo, e con... Vede, io quando in queste serate sento molte trasmissioni, no? Le sento perché a me piace, insomma, documentarmi, prima di parlare sento anche le opinioni altrui, ma vedo anche intellettuali, vedo anche persone che dicono tante di quelle monate, no? Monate è il termine esatto, come lo diciamo noi tra amici, quando dicono, insomma, che è sbagliato dare le armi, no, all'Ucraina, no? Io mi chiedo sempre, no, se io entrassi a casa loro e cominciassi a violentare la moglie, le figlie, se loro magari alzerebbero le manine, si calerebbero le braghe, pronti anche loro, no? O altrimenti accetterebbero che il vicino di casa chiami la polizia o addirittura dia una mano, non dico personalmente, ma consegni loro anche, no, un bastone per poter difendersi, perché veramente vedo gente che è ignobilmente, io capisco il prete, il papa, lo capisco, fa il suo lavoro, ci mancherebbe, non è che dica che qualche papa ha benedetto anche diciamo le spade fasciste, ma ci sono i cappellani militari che vanno in guerra, e tra le altre cose, ma dico questo perché il papa posso capirlo, ma non posso capire, ho letto ieri allora c'è il taser che non è un'arma, no? Oddio, può anche ucciderti se tu hai il cuore a remengo, ma mette in condizioni le forze dell'ordine di non essere messe diciamo in scacco, di mettere in condizioni chi aggredisce, no, dopo ripetuti inviti di essere messo in condizioni di non nuocere, gli arriva una scarica elettrica, cade a terra, lo ammanetti e la porti via. A Milano un assessore del Partito Democratico cosa ha detto? Che è un'arma di tortura quella in mano ai carabinieri e polizia. Quando negli ultimi giorni ci sono state 5 violenze sessuali. Allora, quando una donna, assessore, scusate, consigliere comunale a Milano, del PD, parla così, a me cadono le braccia. E capisco allora le comitive con le bandierine, quelli che mettono fuori di casa possono mettere anche le mutande, non mi interessa, pace, vai a dirlo a quelli che stanno morendo. Vai a dirlo a quelli che stanno morendo, ai bambini che stanno morendo, no? A quelle mamme che vedono i bambini che stanno morendo e devono alzare le braccia perché non hanno altro... Cioè, questo fa schifo, mi creda. Diciamo che la preoccupazione, probabilmente, ci sono anche delle preoccupazioni del realismo, per esempio quello di avere una guerra tipo quella dell'Afghanistan, per 5 anni, 10 anni. Ma lì ci siamo andati. Sì, lì ci siamo andati. Qua siamo qui in Europa. Là ci siamo andati, però non dimentichiamo che noi, i nostri militari, sono morti in Afghanistan, sono morti in Libia, sono morti in Somalia, sono morti in Iraq. Ci dimentichiamo? Sì, però lei è un docente universitario e continuano a rompermi le scatole con la Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Certo, la ripudia, ma all'articolo 52 c'è scritto che abbiamo il dovere di difendere la patria in tutti i modi, o sbaglio? Sì, però lì è difendere... O con la croce, difendiamo con la crocina? Il difendere la patria, poi... difendere la patria, il problema è l'autodifesa collettiva, ci sono tutte delle tematiche anche giuridiche, cioè per poter attivare qualcosa di militare. Io per difendere la patria devo essere armato, perché non ho né la sfiondra e neanche la colpa da cacciare in faccia al nemico. Quello è chiaro, quello è chiaro. L'aspetto è un intervento militare fuori dal territorio. Come si possono aiutare nazionale. Gli ucraini? Mi dica lei, andando al tavolo della diplomazia anche noi, con Di Maio e compagnia bella, li lasciamo morire, tanto che ce ne frega per gli ucraini la cosa
migliore sarebbe immediatamente il cessate il Ma se fuoco. io non voglio cessare il fuoco come Putin, lei cosa farebbe? Questo è il problema. Cosa farebbe? Aiuterebbe o no gli ucraini? Una continuità della guerra per 5 anni continuerebbe a fare una strage, quella che sta continuando. Sì, ma la mia domanda è molto semplice, professore. Sto dicendo a quelli che criticano l'invio delle armi agli ucraini, per volere la pace bisogna essere in due, ok? Bisogna essere in due, perché se lei vuole la pace e io no, io continuo a massacrarla, fino a che lei alza le braccine e dice mi arrendo perché non ho più nulla. Allora, secondo lei l'Europa fa bene o male? La NATO o comunque quei paesi che partecipano a inviare armi all'Ucraina? Per essere chiari, perché altrimenti... Io non prendo un giudizio di valore, prima di tutto mi devo, come giurista, porre il problema se questo è legittimo o no. E diciamo qui in realtà abbiamo fatto un seminario che l'abbiamo messo su YouTube, io e il mio maestro De Vergottini, che è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare, consulente del Presidente della Repubblica per le questioni militari, eccetera, eccetera. Qui, prima di tutto, realisticamente abbiamo entrambi detto che un pochino ognuno siamo in guerra, ognuno tira l'acqua un po' al suo mulino da una parte o dall'altra. Non c'era da una sola porta la verità, l'ho sempre detto, però qualcuno ha aggredito, ha capito? Se io e lei, è questo il punto, se io e lei ci confrontiamo e un bel giorno vengo a casa sua e comincio a legnarla di sana pianta, lei, la moglie, i figli, le spacco tutto, lei cosa... Essendo un artigliere di montagna, mi sa che anche le prendo, io non posso opporre... alla prestanza di Gigi, ma dico, se non qualche mossa di arti marziali, se mi va bene la prima. Lei sa che io fino a piccolo mi hanno insegnato a fare quella, lei avrà le arti marziali, ma anche in Israele ci sono delle arti, ecco, sì. La conosce, no? No, ho visto due giovani israeliani che hanno aggredito un Vukumpra, ma questo molti anni fa, quando giravano molto i Vukumpra, eccetera, eccetera, perché hanno insultato loro madre in arabo, siccome gli israeliani hanno messo in condizioni di ricordarsi. Sanno tutte le russo, questo, quello, hanno 5-6 lingue. Hanno messo in condizioni di ricordarsi che non deve insultare. Questi erano tornati dal servizio militare da poco. Cosa è successo? Prima hanno fatto saltare i tappeti che aveva questo Vukumpra, poi sono venuti tutti i Vukumpra di Jesolo a regolare i conti e tutti i Vukumpra di Jesolo da due israeliani sono volati tutti in acqua con tappeti e tutto, perché avevano queste arti marziali. Ma io dico questo, il problema quindi ho paura di Gigi. Ma non è quello, il problema qual è? Il problema è proprio questo, che purtroppo la verità, quando scoppia la guerra, non sta da una parte sola. Questo è un dato di fatto. No, sicuramente c'è il tema dell'aggressione, sicuramente si possono attivare degli articoli che ci sono nella Carta delle Nazioni Unite che sanzionano l'aggressore. Ma le Nazioni Unite hanno già, ne abbiamo parlato in un seminario, hanno già deliberato che è contrario al diritto, quello che succede. Però poi dal lato esecutivo non c'è la possibilità che vale zero. Non c'è la possibilità vale dal lato zero, esecutivo. perché la Russia ha la facoltà di mettere il veto, come gli Stati Uniti. Perché l'Assemblea Generale non ha il potere di deliberare le cose che può deliberare il Consiglio di Sicurezza. Appunto. E quindi, chi è che può mettere il veto? Primo. Russia e Stati Uniti. Però c'è un piccolo anche escamotage che è stato utilizzato e l'Ucraina è stata accorta su questo, perché allora la Russia ha richiamato il tema del genocidio nei confronti del Donbass, delle popolazioni russofile del Donbass. Allora l'Ucraina ha detto: voi invocate quell'ambito lì, bene, andiamo davanti alla Corte di Giustizia internazionale, che è in ambito Nazioni Unite, e andiamo a vedere. Voi dite così, quindi ci accusate di aver fatto un genocidio e noi vi chiamiamo davanti a questa Corte che è competente, e la Corte si è pronunciata, ci sono state le richieste di provvedimenti immediati da parte dell'Ucraina,
E la Corte si è pronunciata e ha concluso dicendo che non c'è stata la violazione, non c'è stato un genocidio da parte della Ucraina nei confronti delle popolazioni del Donbass, non è un genocidio, ma casomai è vero il contrario, quello che sta accadendo con questa guerra è un genocidio della popolazione. Allora questa sentenza che è in ambito della Corte delle Nazioni Unite è una sentenza, non è la decisione del Consiglio di sicurezza, però è un elemento molto forte per affermare ancora di più che le posizioni di Putin e della Russia sono completamente antigiuridiche, e questo può anche innescare il meccanismo avanti la Corte Penale Internazionale, che però come risultato al massimo può avere una condanna di Putin come criminale, che questo renderebbe più difficile poi fare la pace, secondo me, ma a parte questo avrebbe poi purtroppo come unico elemento concreto quello di non poterlo far più uscire dal territorio della Russia, perché appena esce qualcuno lo potrebbe... Ma sì, ecco, basta, questo è il massimo che arriva al diritto internazionale. Ma io sono d'accordo. Quindi io non penso a che uno abbia ragione o torto. Io la prima preoccupazione per deformazione professionale è come se a Gigi chiedessero al direttore chiedessero di non dare una notizia. Penso che la prima cosa che fa è comunque darla la notizia per deformazione professionale. Fatto, ma il mio... E io penso invece a quest'ambito qui. Sì, ma il mio altro dubbio feroce è che ci siamo svegliati troppo tardi. Questo sì. Perché è dal 2014 che nel Donbass si muore, da una parte e dall'altra. Il battaglione Azov non l'ho inventato io. Quegli scudi con quei loghi ben chiari non li ho inventati io. Quegli inni che risuonavano nel centro di Kiev non li ho sentiti io. Ma ci siamo svegliati sentiti i suoi colleghi di Limes. Ma ci siamo svegliati da tanto, cioè da poco, e abbiamo dormito per tanto. Questo non vuol dire difendere Putin, questo vuol dire che a volte la verità non sta da una parte né dall'altra, però l'Ucraina è stata aggredita, appunto. Però che la Russia intervenga militarmente dove vuole è da un po' che lo fa, in Siria, in Libia, cioè... Beh, quando scusi, ha invaso l'Afghanistan, qualcuno ha detto qualcosa? L'Afghanistan... in Siria ha detto qualcosa? Tutte queste situazioni, e anche perché è da un po' che c'è la guerra nel mondo. In Libia non aiuta nessuno con i suoi soldini, Putin? E con le sue armi? E con le sue armi. Scusi, no, cioè, ma ci siamo accorti adesso, però ci accorgiamo adesso. Ci accorgiamo di tutto. Ci accorgiamo di queste cose. Che in Africa la Cina sta letteralmente cambiando l'Africa. Ma delle 30 guerre, dal 30 al 36 guerre che ci sono in questa che viene chiamata Caoslandia, nella mappa di Limes, che l'abbiamo più volte richiamata, c'è Ordolandia, che sono i paesi nei quali ancora la guerra non c'è, ma adesso inizia a esserci anche qua. E sotto c'è come un fantasma, che sono tutti i posti dove invece c'è una guerra. Sì, questo bombardamento sono i carri armati russi, no? Questo bombardamento, questo attacco è avvenuto con i droni turchi. Con i droni turchi, tra l'altro. Tra l'altro, venuti, non lo so, all'Ucraina. Pensiamo incredibilmente, sono alleati. Erdogan incredibilmente riesce in maniera magica a essere ben voluto sia dagli ucraini, ai quali dà i droni, che dai russi, che comunque con i quali ha a che fare in Siria. Convoglio, ma ha bloccato un convoglio con i droni suoi manovrati dagli ucraini. È una situazione veramente incredibile che stiamo vivendo da 39 giorni. L'esempio, cioè questo è l'esempio che purtroppo la guerra c'è nel mondo e da tanti anni, e solo noi pensavamo che c'era la globalizzazione, pensavamo che le preoccupazioni dei popoli sono quelle di avvicinarsi alla democrazia, anche questo. Facciamo una riflessione. Gli ucraini, prima di tutto, si sentono una identità collettiva, un popolo. Non è che stanno lottando per la democrazia, stanno lottando come popolo, per sopravvivere come popolo. E questo cosa vuol dire? Che per esempio tra gli alleati ovviamente hanno il terrore della Russia, e ne avevano ben ragione, e quindi per quello
si spostano, si dirigono verso l'Unione Europea, si dirigono verso l'Occidente e così via. Quindi ecco, noi invece pensiamo che tutto il mondo voglia la democrazia, tutti siano che vogliono avvicinare. È vero, ha anche un certo fascino. Per esempio la stessa Russia direi che ha qualche elemento di insofferenza nei confronti delle democrazie, perché da sempre, anche quando c'era l'Unione Sovietica, viaggiando anche nella cortina di ferro, nei paesi nei quali si poteva andare abbastanza facilmente dal nostro nord-est, si percepiva a Praga, a Budapest, io stesso da giovane sono andato più volte, si parlava con quell'inglese internazionale che parlavano anche i cecoslovacchi e gli ungheresi, per esempio, ed era chiaro che avevano delle visioni di libertà diverse da quelle dell'Unione Sovietica. Quindi è affascinante, è chiaro che è affascinante la democrazia e la libertà, però non è la priorità, ecco, non pensiamo Non che è è la priorità, ma noi abbiamo una priorità che è il BK, che è la pubblicità. Non possiamo, no, perché sarà guerra, tempo di guerra, però la pubblicità da noi continua ad andare avanti. Grazie a Dio, allora pubblicità.